Ciao a tutti e a tutte, oggi è iniziata la fase 2 per tutti noi, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ancora ieri sui miei canali, e questa mattina voglio fare il punto su un tema che ci riguarda particolarmente, che riguarda in particolare la città, e cioè il tema della mobilità, dandovi qualche dato su come ha reagito la città. I primi dati che ci arrivano da GTT danno un quadro positivo. Per quanto riguarda i tram e i bus, fino alle 10:30 i carichi non sono andati oltre il 20% per tutte le linee. L'unica linea su cui c'è stato un carico maggiore, che non ha mai superato comunque il 30-35%, è la linea 4, in particolare nel tratto Derna-Bertola. Qui cosa abbiamo fatto, e sarà quello che faremo anche nei prossimi giorni, c'è un monitoraggio continuo, e quindi quando rileviamo che c'è un aumento di carico intensifichiamo e quindi aggiungiamo i mezzi a disposizione. Non ci sono stati problemi alle fermate, c'è stato un buon rispetto delle regole sia per quanto riguarda la salita sia per quanto riguarda la discesa, e anche sui posti da lasciare liberi, sui mezzi. Abbiamo messo, li avrete visti chi ha utilizzato il trasporto pubblico, questi adesivi che dicono che su quel posto non ti puoi sedere per mantenere distanze. Ecco, anche su questo c'è stato un buon rispetto delle regole. Il personale, che voglio ringraziare per il lavoro che sta facendo, ha ricordato le nuove norme a chi è salito sui mezzi senza incontrare particolari difficoltà. Per quanto riguarda la metropolitana invece il carico è stato più basso, quindi intorno al 10%, e anche qui grazie al nostro personale si è fatta un'attività nello spiegare quali sono le nuove regole, i nuovi percorsi che forse avete visto nelle metropolitane con questa segnaletica blu e verde che indica dei sensi unici per evitare i contatti. Anche qui c'è stato un buon rispetto delle regole. Per quanto riguarda il servizio ferroviario di CTT, le informazioni che ci arrivano, ovviamente questo è un monitoraggio per quanto riguarda questa mattinata, ci dicono di un servizio regolare con una frequentazione bassa. Ora anche oggi vorrei rispondere a qualcuna delle vostre domande. Inizio da Claudio, anche perché mi chiede proprio del trasporto pubblico, cioè vista la capienza dimezzata raddoppierete il numero delle corse? Questo è strettamente legato al tema che vi dicevo prima, quindi stiamo monitorando, come è successo oggi sulla linea 4, dove vediamo che c'è un maggior carico, intensifichiamo i passaggi. In generale, per quanto riguarda gli orari di punta, le frequenze sono state raddoppiate. Accanto a questo c'è tutto un lavoro parallelo per diminuire l'utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi ad esempio la modifica dei tempi orari delle nostre città, quindi le aziende che stanno scaglionando gli orari di entrata e in uscita. Anche noi come comune l'abbiamo fatto, lo smart working per evitare che le persone si muovano. Noi entro fine luglio avremo 1600 persone stabili in smart working, incentivi alla mobilità alternativa, individuale e sostenibile. Noi come comune abbiamo fatto un accordo, ci stiamo lavorando con i sindacati per far sì che se utilizzi la bici per venire a lavoro, o ad esempio anche il monopattino, quell'orario è considerato come orario lavorativo, e auspichiamo che lo stesso facciano le altre aziende. A breve il governo dovrebbe uscire anche con il contributo per acquistare un monopattino o una bicicletta. Quindi il mio appello è a chi può, lo so che non vale per tutti, ma per chi può e nelle condizioni di poterlo fare, utilizziamo mezzi alternativi, sostenibili, individuali, come la bicicletta o il monopattino. A breve partiranno peraltro anche i lavori nella nostra città per dare più spazio alle biciclette. Rotta su Torino mi dice, sempre su Twitter: grazie Chiara, solo una domanda, i mercati riapriranno con tutte le bancarelle al 18 maggio? Per quanto riguarda i mercati, sono aperti, oggi abbiamo anche riaperto Porta Palazzo, solo per la parte alimentare, e così è previsto a livello governativo. Se non ci sarà un intervento del governo o della regione prima del 18 di maggio, evidentemente non sarà possibile riaprire la parte dei banchi non alimentari. Quindi noi siamo in attesa delle indicazioni nazionali anche per il post 18 maggio. Per quanto ci riguarda come uffici, stiamo già lavorando sui nostri mercati della città su dei progetti affinché quando ci sarà il via libera, perché non dipende dal livello locale, ci saranno gli spazi garantiti, il metro di distanziamento, come dire il presidio della protezione civile e dei vigili, per garantire che anche i banchi non alimentari possano lavorare in piena sicurezza per gli operatori e per chi li frequenta. Lulu mi dice: buonasera Sindaca, è possibile sapere quando ci sarà la riapertura dei cimiteri a Torino su Facebook? I cimiteri, così è previsto ed è stato anche spiegato in una FAQ, le famose FAQ del governo, a Torino saranno riaperti per quanto riguarda le cerimonie, quindi quelle funebri, con una limitazione del numero di persone che possono accedere alle cerimonie, quindi con un massimo di 15 persone, e anche le visite saranno riaperte a partire da domani. Anche per i cimiteri ci sono una serie
serie di regole per garantire la nostra sicurezza, quindi il divieto di assembramento, accessi contingentati, ma da domani sarà di nuovo possibile fruire degli spazi dei cimiteri, che è una cosa che in tanti mi avete chiesto, soprattutto in questo periodo molto difficile anche per chi ha perso un proprio caro. Da domani sarà di nuovo possibile visitare appunto i cimiteri e entrare e accedervi. Angelo Damiano mi scrive: io ho un piccolo bar in centro a Torino e dopo 21 anni sto seriamente pensando di non riaprire. Sappiamo che è durissima per il commercio in questo periodo, non a caso abbiamo cercato di fare tutto il possibile dal primo giorno, sospendendo ad esempio il pagamento della Taria o dell'imposta di soggiorno per quanto riguarda gli alberghi, per non gravare ulteriormente con una richiesta di liquidità in un momento in cui queste attività non stanno lavorando. Continueremo a fare tutto il possibile, la Regione è intervenuta con dei contributi, il Governo è intervenuta con appunto una manovra ad hoc e noi ad esempio stiamo ragionando sulla gratuità dei Deor per accompagnarvi proprio nel momento delle riaperture. Bisogna cercare di tenere duro perché abbiamo bisogno che le attività riaprano e noi cercheremo di fare tutto il possibile per starvi vicino. Si lavora anche già sulla promozione, su quello che sarà la Torino del domani. È chiaro che è un momento buio, ma tutti gli sforzi che stiamo facendo saranno le basi per far ripartire anche l'economia della nostra città. Grazie a tutti per le domande e come sempre tornerò a aggiornarvi. Una buona giornata.